Buon pomeriggio signori, eccoci tornati con l'impero napoleonico che è divenuto impero napoleonico stellare, proprio così, zan zan. Han cambiato subito nome perché la nostra Fanuplor è una donna dalle idee chiare. Allora, riassuntino velocissimo, abbiamo fatto pace con tutti tranne che con questi maledetti separatisti. E ora ragazzi, il nostro pugno di ferro sarà inflessibile. Ah sì, e poi vabbè, sì, c'è la guerra del nostro alleato che non stiamo, non stiamo aiutando per niente, proprio, cioè zero. Infatti, poverino è completamente, vabbè. Vabbè. Però devo dire che invece l'altro nostro alleato sta, diciamo, si sta comportando abbastanza bene, quindi bene così. Questi se la giocano alla pari fondamentalmente. Poi credo che ci siano dentro anche questi, Adesso fatemi vedere. No. Ah, sono usciti, ok, sono usciti, erano dentro prima. Quindi, di base, sono uno dei nostri alleati più potenti che è completamente in ginocchio, ma questo è un altro problema, non è certo il nostro. Infatti il nostro è quello di andare a prendere questi qua e poi, con calma, andiamo ad aiutare il nostro alleato. Ah, che bella la diplomazia. Ah, che bella. Allora, ragazzi, prima di tutto, ho già visto qua che la base stellare ha perso la rotta commerciale, va assolutamente riagganciata, ma mi sa che anche questa, no, solo questa qua, perché non me la fa fare? Allora ragazzi, stavo guardando fuori registrazione, no, ok, semplicemente non me la fa agganciare qua, me la fa agganciare qui, non chiedetemi il perché, forse perché questa non ha qualcosa di commerciale, non lo so, in questo caso non lo so. Mi ricordo, cioè, boh, potevo, non lo so, boh, forse un aggiornamento è andato male. Non lo so, va bene, fa niente, signori, fa nulla. Poi questa rete commerciale la spostiamo qua. Vedete, qua adesso si riesce a fare, boh, vabbè. E quest'altra la spostiamo qui. Dovrei star già aggiornando, esatto, tutte le basi stellari in modo tale che siano delle basi difensive, perfetto. Anche se qua, alla fine, non è che mi interessi più di tanto. Qui abbiamo una stazione senza però gli ormeggi, quindi ce li mettiamo. Qui stiamo aggiornando la flotta, anzi, allora aspettiamo, tanto l'ormeggio non ci serve perché come vedete abbiamo una capacità navale che è praticamente il doppio ancora, quindi non ci serve. Dal punto di vista dei pianeti non siamo messi benissimo, siamo in sovrappopolazione bella tosta. Dobbiamo cercare di limitare un po' questa cosa, creando dei posti di lavoro. Adesso li andiamo a creare. Qui aumenta il prosciugamento dei beni in servizio, ma potrebbe essere una cosa positiva, nel senso che ci potrebbero servire. Qua avevo fatto le fattorie idroponiche che adesso in realtà non ci servono più, quindi potremmo fare qualcosa di diverso. Qui che cosa abbiamo? Ecco, abbiamo una... No, la ricerca sociologica è aumentata. Allora potremmo andare sulla ricerca sociologica, cioè sulla ricerca qua. Fatemi vedere anche lo zoo, che però chiede bene il servizio, quindi no. Ok, questo pianetino qua. Allora, anche una zona commerciale non mi dispiacerebbe, però consuma sempre beni di consumo. Allora, facciamo un laboratorio di ricerca, dai, giusto per dargli un po' di impulso. Qua, ok, stiamo costruendo, va bene. E anche ci sono anche un sacco di risorse che dobbiamo sbloccare. Questa, fatemi vedere quante risorse ho. Sì, la possiamo sbloccare, quindi lo sblocchiamo. Cicatrici. I servizi sono giù, allora li aumentiamo col forum dell'ipertrattenimento. Qua potremmo rimpiazzarlo con un laboratorio di ricerca. E ci siamo. Allora in realtà potremmo fare anche un altro distretto, che a questo punto io lo farei generatore, questo distretto qua, quello che avanza, perché poi l'obiettivo è rimuovere sia questo, cioè questo qui, e magari facciamo un... ho fatto un laboratorio di ricerca. Vabbè ragazzi, sì, no, vabbè, no, lo facciamo così, scusate. Ci mettiamo una rete energetica perché dobbiamo pompare i pianeti che ho. Perché ne ho solo 4 e non è che possiamo fare molto, anzi, non neanche 4 pianeti a dire la verità. Ok, va bene, andiamo avanti, bentornati. Tutte le impostazioni le abbiamo fatte, siamo pronti per partire. Qua adesso A few moments later.
Ragazzi, scusatemi, mi sono reso conto adesso che non stava filmando il programma. Ah, vabbè, perdonatemi. Allora, in realtà non ci sono stati grandi sviluppi, siamo andati un po' avanti con la tecnologia, ho sistemato alcune cose dei pianeti e ho iniziato l'attacco contro i nostri separatisti per riprenderci i territori. Fondamentalmente è questo quello che è successo. Mi spiace, scusate. E niente, continuiamo la partita. Stiamo facendo l'attacco alla stazione, finalmente. Ci riprendiamo tutti i nostri territori, andiamo a curare la nostra flotta e ci rifacciamo i componenti che abbiamo perso, le navi che abbiamo perso. Bene, bene, bene. Tutto sta andando abbastanza bene, direi. Ci spostiamo qua. Intanto ho richiamato la nostra forza, la nostra armata rossa. Fate vedere una cosa qua, che resistenza hanno questi pianeti. Ah, come la pagano, ragazzi. 635. Ah, non mi basta. Non mi basta, allora devo fare più armate. Vediamo quelle che mi costano di meno, ma anche mi rendono anche un po' di più, perché... Allora, armata, cloni, puzzini. No, io mandiamo i mezzavita che mi stanno proprio sulle scatole. Tanto sono identici a noi. Mandiamo loro a morire. 3, 4, 5. Va bene. E poi magari ne creiamo altri 5 da qua. E li facciamo però armate cloni. 1, 2, 3, 4, 5. Bene, intanto abbiamo sbloccato felicità chimica. Adesso li droghiamo tutti. Tutti li droghiamo. Quelli che rompono le scatole, facciamo un impianto sottocute e li droghiamo. Allora mi piacerebbe molto aumentare il mio peso diplomatico, perché faccio veramente schifo a livello di peso diplomatico e lo andiamo a fare. Poi ragazzi, il governo qua non è neanche il ministro della ricerca. Bisogna rifare un reimpasto del governo. Intanto non so se l'avete visto, ma ho attivato una... Ecco qua ragazzi, ho attivato il deframmentatore. Quindi uno strumento importante che ci abbassa il mantenimento di un sacco di cose e ci dà una velocità di ricerca all'ingegneria. Quindi ottimo, un più 10% che non fa mai male. Intanto ripariamo la nostra flotta. Ok, è pronta. La spostiamo e andiamo a prenderci i pianeti. No, è morto un leader. Chi è morto? Ostir. Cantate per la sua anima o erigete un memoriale appropriato. Ma io direi... Spendiamo 500 crediti. Cantate per la sua anima. Dai, che è anche poetico. Ostir è morto. Fatemi vedere chi era Ostir, perché io non me lo ricordo per nulla. Allora. Ma mi sa che era un governatore. Mi sa che era un governatore. Vediamo. Qua abbiamo... Ok, lei come governatrice. Ok, qua intanto creiamo posti di lavoro. Ok, e spostiamo così. Attenzione, se si sono separati. Ma... Interessante, si sono separati. Ha fatto una scissione robotica praticamente. Va bene, ok. Vedremo come sfruttare questa una cosa a nostro vantaggio più avanti. Bene, abbiamo sbloccato perfette propulsioni al plasma. Ragazzi, qua ci sono un sacco di tecnologie che vorrei fare, tantissime. Però devo sbloccare per forza i gas esotici, perché sono un debito per la nostra economia. Riparazioni completate, va bene. Qui abbiamo... Ok, stiamo prendendo... Perfetto, il pianeta qua, cioè il sistema. Ora andiamo a prenderci... Sì, ok, andiamo a prenderci questo. Via, così. Ok, va bene. Qua intanto spostiamo... Vabbè, c'è ancora un attimino da far salire. Va bene, qua ne facciamo ancora di armate, ne facciamo ancora altre 2, sempre di questi mezzavita, maledetti. Certo che così facendo, sono anche nell'esercito, quindi vabbè.
Ecco qua, grande, grande, che va verso la mia flotta. Bene, facciamoli tutti fuori, ragazzi. Questi qua hanno veramente rotto le scatole. Basta, via, fuori dalle balle. Allora, qua l'abbiamo già presa? Sì. Ok, passiamo oltre. Facciamo solo fuori la nave. Ok, questa qua. No, va bene, no, no, niente. Allora, ci spostiamo su. Tanto la inseguiamo. Ci dichiarano rivalità. Chi ci dichiara rivalità? Scusate, loro. Sempre loro, i mezza vittima. Madonna, quanto mi stanno sulle scatole. Ah, sono proprio degli altri questi. Dichiaro rivalità allora. Te la dichiaro anch'io. Allora, intanto costruiamo la nostra opera stradale, perché ci servirà poi per connettere le varie capitali. Cioè le varie capitali, sì, le varie capitali effettivamente. Spostiamoci. Qua cacchio, aver perso il sito archeologico è un bel problema. Aspetta, aspetta. Questi qua mi vengono in bocca. Allora morite. Che brutta fase, che brutta frase che ho detto. Allora, andiamo avanti. Allora, questi li spostiamo e li portiamo qua. Questi li spostiamo e li mettiamo qua. Bassa stabilità dove? Dove? Cerca ingegneristica. Ah, però. Capitale della prima alleanza. Interessante. Qua, ragazzi, abbiamo modo di fare un altro distretto cittadino. Mamma mia, che palle, però. Abbiamo la stabilità veramente che fa schifo. Abbiamo la stabilità che fa veramente schifo. Allora, andiamo a recuperare. Wow, non costa niente. Allora ne prendiamo un po'. Ne prendiamo 2008. Così aumentiamo un po' il costo delle varie materie. Ok, questa l'abbiamo fatta. Ci spostiamo a nord. Ok, ci impiegano un po' ad arrivare, però arrivano piano piano. Tu intanto ti sposti qui. Tu ti sposti qui. E tu devi venire qua. Attenzione, pace, pace. Vediamo. Mamma mia, ragazzi! Il nostro alleato ha perso un bel po' di sistemi, signori. Un bel po' di sistemi. Mamma mia, tutta questa parte qua e questa parte qui. Wow, ragazzi. Wow, wow, wow. Non benissimo, signori. Bene, ma non benissimo. La parte nord... Sì, non che la parte sud sia messa meglio, dei nostri alleati, perché sono degli incompetenti. Però, ragazzi... Wow. Wow, wow, wow. No, aspettiamo a spostarlo su. Tanto andiamo avanti con la flotta. Allora, non penso di avere una grande resistenza da parte dei ribelli, perché effettivamente questa parte qua era molto demilitarizzata, quindi diciamo che non credo di avere una grande resistenza da parte loro. Ai ai ai, qua. Ah, Pixis inizia a avere problematiche, va bene, diamogli un altro distretto cittadino. Ma perché questa cosa? Io perché avrò sicuramente dei residenti, di sicuro che... No, però sono puzzini. Il 7% per... Che? Non sono felici. Devo capire il perché. Intanto andiamo qua che cerchiamo di sbloccare un po' di... Rimuovi ostacolo. Bene, intanto hanno aumentato l'acquisizione dal punto di vista dei crediti di spionaggio, cioè dei punti di spionaggio. Qua, no, dobbiamo andare a sbloccare delle nuove materie, ragazzi, perché se no siamo messi male. Qui intanto direi di aumentare l'autostrada che abbiamo.
Bene, qua è a posto. Torniamo indietro a curarci, dai. Un attimo. Qui quanto siamo? 766. Ok, aspettiamo che arrivino e poi ci riprendiamo i nostri pianeti. Sono ben due, quindi sono parecchi. Comunque, dai, direi che ci sta. Stiamo andando abbastanza bene. Ok, eccoci qua. Le armate, l'armata rossa si sta ricongiungendo. Perfetto, ok. Andiamo a prenderci questo pianeta. Adesso, ragazzi, farete una brutta fine. Che bello che è questo pianeta qua. Guardate la battaglia, lo scontro. Ragazzi, ovviamente muoiono prima i cloni, ovviamente. Ragazzi, è fatta, è fatta. Questa l'abbiamo presa. Qui abbiamo riparato la flotta. Ripartiamo subito, subito, subito a prendere questa porzione qua, che non ci manca molto. Questo cosa fa? Chi è questo? Ah, sono caravaniere, mi sa. I miei territori. Invasione. Sta andando avanti, va bene. Evento. Allora, la pelle dell'alieno brilla. Abbiamo conosciuto questo alieno qua. Mio signore, vostro onore, o sovrano supremo. Sono il vostro umile servitore. La vostra parola sarà il mio comando. Sì. Allora, è un comandante però, Perché cerchi di unirti a noi? Alcuni sono nati per governare. Altri devono essere guidati. Ah, quindi un consigliere fidato, va bene, lo arruoliamo anche perché ha produzione, risorse lavoratore, mantenimento pop, felicità meno 10 però, porca miseria. Però è crudele. Allora, mi piacerebbe molto prenderlo, però ragazzi, felicità meno 5%. Cioè, felicità meno 5%, ragazzi. Cioè, non ce lo possiamo permettere. Lo ignoriamo, ragazzi. Non abbiamo bisogno di gente crudele nel nostro nuovo impero. Qua ci si vuole tutti bene. Intanto nascono le rivalità. Il nostro alleato che non riesce a riprendersi proprio dalla battaglia, cioè dal conflitto che ha subito poco fa, e dalla scissione che c'è stata anche dalla perdita di poteri. Attenzione, associazione federale terminata. Ok, adesso iniziano un po' a fagocitarselo. Speriamo di riuscire ad aiutarlo ad arrivare in tempo. Ecco, iniziano a terminare gli accordi. Poraccio. Poraccio. Bene, intanto prendiamo un altro sistema. Un'altra starbase, perfetto. Qua abbiamo recuperato, va bene. Solo 400. ma entriamo nell'orbit. Solo 400. Qui 1000. Sergi in grado solo 1000, ragazzi. Cioè, cioè 1000, tantissimo 1000. Allora andiamo a fare un sacco di uomini, allora. Un sacco di uomini ci serviranno, ragazzi. No, qua no. Facciamone 7, va, per ciascun pianeta. Anche qua andiamo a mettere un po' di più. Sono cloni. Proposta di rapimento. Ho identificato uno scienziato tra i primitivi che mostra grandi promesse.
La sua ricerca bilante è molto più avanti, parla della rivoluzione anche dei nostri standard. Sarebbe un lavoro stile, sì, sì, elaboriamo un rapimento. Ok, fa niente, qua andiamo giù pesanti. Allora, mica tanto bello, che comunque qua abbiamo... Ah no, beh, stiamo recuperando, Però, comunque, a 1000 non ci arriviamo mica. Va bene, qua intanto la Starbase l'abbiamo catturata. Ora siamo circondati solo da Starbase. 5000, vabbè, ma 5000 direi che si può anche prendere. Quindi andiamo a prendercela. Guarda, hanno colonizzato un altro pianeta, incredibile. Hanno veramente colonizzato tutti i pianeti possibili. Incredibile. Questa sarebbe da ricercare, Ok. Qua intanto ci riprendiamo la stazione. Ok, perfetto. Iniziamo a spostare un po' di truppe. Magari raggiungiamo già un numero abbastanza utile nei prossimi... Nessun ordine. Costruisci per via. Tu me l'hai costruita, bene. Ti sposti qui. Ok, perfetto, abbiamo i gas, ottimo. Allora, sblocca nell'orbitale, che non sarebbe affatto male. Però io prima voglio qualcos'altro. Prendiamoci gli hub che migliorano la raccolta di minerali. Fammi vedere qua intanto. Ok, abbiamo sbloccato un po' di strutture. Qua si può fare qualche altro laboratorio di ricerca? Assolutamente sì, quindi lo facciamo. Vabbè, certo, perché ci sono anche questi, è vero, qua sì. Però cerchiamo di sbloccarli su altri pianeti questi, perché secondo me è la cosa migliore. Poi qua lo rimpiazziamo e ci mettiamo un pianeta generatore. Il cibo tanto lo andiamo ad acquistare. Qui invece ci mettiamo un impianto di estrazione per i gas esotici. Ok, va bene. Richiediamo anche noi rivalità. Soffrono perché gli stiamo prendendo il pianeta. Cavoli loro. Mamma mia, però quanti sono ancora? Quanti sono ancora? Forze, riunitevi tutti. Costruisci per via. Allora, qui intanto abbiamo catturato il pianeta che ci serviva. Ci curiamo e reintegriamo. Ah, ragazzi. Dai, che se riusciamo chiudiamo in questa puntata tutto sto macello qua. Intanto loro sono arrivati al 100%. Ok, rinforzi in transito. Quanti me ne devono fare qui ancora? Ah, hanno finito. Ok. E 2 e 3, tutti qua. Disoccupazione che esce su cicatrici. Allora, sì, quindi qua mi dà problematiche. Ok, quindi trasferiamo. Dove ti trasferisco? Che siamo messi male pure noi. No, trasferiamo i bavi. Dovrebbe essere sceso un po'. No, un cacchio. Un cacchio. Va bene così. Allora, ragazzi. Allora, vediamo se riesco a fare qualche roba di espulsione. Perché qua... Allora, siamo in troppi. Tipo loro. Loro da dove arrivano? Ricerca, nomadi. Hanno etiche... Etiche non imposta diritti.
Controllo migratorio attivo. Impedisce a questa povera specie di riprodursi. Ci potrebbe anche stare. Allora, loro... Allora, posso fare controllo demografico attivo, impedisce a questa specie di riprodursi. Allora, mi stanno un po' sulle balle questi, se devo essere onesto. Io quasi quasi lo farei, però ho paura che poi succeda un casino. Servizio sanitario solo soldati, condizioni decenti, benessere sociale. Allora, impediamogli di riprodursi, primo. Secondo, diamo però un benessere sociale. Però hanno potere politico. No, lasciamo così. Mostrateci le vostre merci, caravanieri. Ci date 250 per 300, affare fatto, va bene. Recuperiamo un po' di materiale da utilizzare poi successivamente. Intanto qui stanno arrivando i vari rinforzi. Ok, siamo ancora a 500, va bene. Altri 4 che ne arrivano. Bene. Qua abbiamo recuperato. Andiamo qua sopra. Ora c'era questo che si era liberato. Aspettate, non mi ricordo se era quello. Sì, era questo. E andiamo a metterci raffinerie di gas. Ah, però no, aspettiamo. Intanto Canuplor avanza di livello. Può prendere qualcosa di livello militare o stabilità da laboratorio, velocità di costruzione. Ah, wow, velocità nella costruzione navale militare ottima. Però io voglio fare a questo punto classe ammiraglio. Intanto abbiamo sbloccato le trappole per granelli, ottimo. Complessi di ricerca. Andiamo sui complessi di ricerca, così creiamo posti di lavoro. Sperando di non morire soffocati da tutta la nostra produzione. Ragazzi, è difficile, non è semplice rimanere in pista. Adesso siamo scesi sotto di cibo ma i crediti siamo rampanti, va bene così. Visto che costano niente, quindi ci sta assolutamente. Ok, qui intanto abbiamo preso la nostra... Ok, il nostro sistema. Andiamo ad attaccare anche questi, tanto siamo nettamente superiori. E ci prendiamo tutti i pianeti qua. Qui intanto stiamo rafforzando. 880, bene, ma dobbiamo essere un po' più grossi se vogliamo fregare. Intanto reclutiamo altre armate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo, riempiamo di cloni, raga. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, via. Che ho la stabilità veramente al di sotto dei minimi storici. Vediamo se c'è qualche editto che mi aumenta la stabilità, ragazzi. Perché qua... Allora... Stabilità, guarda qua. Lo dobbiamo fare, raga. Perché si è messi male con la stabilità. Ah, si è messi proprio male. Intanto qui gli ormeggi possiamo adesso dedicarci un pochino, diciamo, agli ormeggi. Allora, non abbiamo... No, non abbiamo quello che moltiplica questi. No, non ce l'abbiamo. Va bene. Ok. Tanto qui l'autostrada del sole la stiamo continuando a costruire, perfetto. Ok, così ci muoveremo molto più velocemente. Qui l'abbiamo catturato, bene. Andiamo a curarci e ci rifacciamo un po' di navi. Intanto Pierre-François Charles Agiraud è diventato pigro. Pigro, maledetto. Ma zio, devi aspettare i rinforzi, cioè non è che c'è molto da fare,
Andiamo intanto a utilizzare la nostra influenza. Bene, qua è stato fatto, ottimo. Lo spostiamo qua. Ah, aiuto ragazzi. Allora, non è facile gestire tutta questa popolazione. Siamo in una situazione un po' precaria. Siamo in una situazione un po' precaria. Facciamo... aumentato tra l'altro il consumo di gas... no, gas esotici. Chissà come mai, probabilmente perché abbiamo ripreso dei pianeti nostri che ci davano produzione di gas esotici. Andiamo a prendere anche l'ultima stazione, così ce li ritroviamo dalle scatole. Un K. Un K basterà. Altri 5 già pronti, allora subito. Abbiamo molti minerali, questo è ottimo. Peccato che non abbiamo le strutture per far fruttare questi minerali. Abbiamo su ogni pianeta delle fabbriche, quindi non possiamo fare poi molto. Qui allora, decisioni. Possiamo togliere a questo punto l'anticrimine. Qua, ok. Ragazzi, devo riprendermi assolutamente questi pianeti qui. Mi vado a prendere questi qua. Ah, guarda qua che si stavano studiando. No, non se lo sono ancora studiati, per fortuna. Qui intanto come siamo? Ancora un po' lontanini dall'obiettivo, però ci stiamo arrivando. Qui stanno costruendo tutte le autostrade, perfetto. Ok, adesso è isolata solo la parte nord praticamente. Tra l'altro qua ci starebbe la costruzione di una starbase qua, Costruiamola perché è un nodo centrale, ragazzi. Soprattutto adesso. Allora, ok. Bene, qui l'abbiamo preso. Andiamo a prenderci l'ultimo pianeta e poi torniamo a casa base. Ok. Allora andiamo a vedere un attimo, visto che ho un po' di... ah, non ce l'ho. Ok, allora loro hanno questo simbolino qua, tanto non mi interessa più e li mandiamo qua. E qua facciamo raccolta informazioni. Ah, mi costa, ma sì dai, raccogliamo informazioni su questi, vediamo un po' cosa hanno, cosa non hanno. Bene, l'armata è tornata, cioè la flotta ha fatto il suo lavoro, perfetto. Qua intanto abbiamo 1.5, va bene. Allora, andiamo a prenderci questo pianeta, 1.3. Ok, dovremmo farcela, Nel caso li riattacchiamo subito con queste nuove flotte. E perché ragazzi confondo flotte e armate? Con le nostre nuove armate. Intanto abbiamo fatto la ricerca. Compressi di ricerca avanzati. La rete. Allora andiamo sul movimento invece, che preferisco. Bene, la nostra leader è aumentato di livello. Può diventare una cartografa o un'investitrice. No, facciamo investitore. Perfetto. Allora ragazzi, non riusciremo a vedere la presa totale del nostro maledetto Federazione Puzzing Globe, maledetti, non riusciremo, ma vedrete che al prossima dovremmo riuscire a distruggere tutto. Guardiamo solo, dai, vi faccio vedere solo l'assalto finale al pianeta, vediamo come va, come si svolge. Sono tanti loro, hanno molte riserve e picchiano duro. Picchiano duro, ragazzi. Non so se riusciremo a prenderli. Attenzione. Picchiano veramente duro. Però noi abbiamo una grossa armata. Quindi adesso vediamo se la nostra armata rossa riuscirà a fare qualcosa di veramente brillante. Riuscirà a prendere questo pianeta. Mamma mia, intanto aumenta la criminalità. Mamma mia, è sempre più corrotta la nostra imperiale.
La nostra presidente. No, non è vero, non si dicono certe cose. Nessuno è corrotto da noi. Ragazzi, quante riserve hanno? Mamma mia. Allora, fatemi vedere. Non riusciamo. Però, non so. Vediamo, a costo di sacrificare tutti i cloni, cerchiamo di catturarla. Intanto, va, ho già capito, va. Spostiamo le truppe. 5 cloni. Facciamo altri 5. E qua ne facciamo uno di più. Tradizioni, intanto posso sbloccare una tradizione bene. Abitazioni o mantenimento edifici. Mantenimento edifici. Qui intanto abbiamo costruito l'autostrada del sole. Ci spostiamo per costruirla anche qua. Qui iniziamo la costruzione. Ok. Ci spostiamo. Intanto andiamo a vedere come va. Che noi abbiamo tante riserve messe male, però ne abbiamo tante. Si picchiano duro. Allora, ci ritiriamo, perché sennò ci crepa anche il generale. Maledetti. Sti maledetti. Non siamo riusciti a prenderlo, ragazzi. Non siamo riusciti a prenderlo. Niente. Un altro piccolo fallimento per la nostra imperatrice, ma un grande passo per la nostra... per il nostro benessere, diciamo così. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Speriamo vada tutto bene. Speriamo. Che qua è sempre una sorpresa, non si capisce mai una mazza. Mi spiace per il nostro alleato, ragazzi, perché è messo male. Sta recuperando qualcosina, ma è messo male, porello. E non abbiamo potuto aiutarlo. Vabbè, ognuno i propri guai. Ciao, ragazzi. Che bello essere nostri alleati, Che bello.